in balia dei ladri, ancora furti tra Silea e San Cipriano, presa di mira pure l'abitazione di un'anziana morta, un video immortale i ladri mentre in un'altra casa colpiscono il cane dei proprietari e entrano. Nel centro del raduno dei vertici del centrodestra a Padova, Zaia e Calderoli firmano la preintesa sull'autonomia e parlano di giornata storica, ma per gli avversari è solo una messa in scena, mentre continua lo scontro tra il governatore uscente e Vannacci. Dopo il dottor Risica alla sanità, il candidato presidente di centrosinistra indica un altro tecnico per la sua squadra di giunta, questa volta per l'istituzione di un assessorato ad hoc alla montagna. Paura a Sesto al Regano in provincia di Pordenone per gli studenti a rientro dagli istituti scolastici del Trevigiano e del Veneziano, bus nel fosso dopo lo scontro con un'auto, 3 feriti all'ospedale. A Borgo Valbelluna, comunità sotto shock per la morte di una bambina di 2 anni dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Feltre. Esposto della famiglia, 2 indagini aperte da ULSS e Procura. Da mesi semina paura a Ponte di Piave, ieri lo stalker che ha picchiato il parroco e minacciato la sindaca, ha aggredito una giornalista della RAI, l'uomo è stato bloccato dai carabinieri. Torna da sabato a Treviso il Natale incantato, mercatini, luci, spettacoli, quest'anno all'insegna della solidarietà sotto la loggia, uno spazio dedicato alla riflessione sulla pace e sulle atrocità dei conflitti in corso nel mondo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi i titoli, l'avete sentito. E in corso proprio in questo momento ancora al Palageox di Padova il vertice dei big del centrodestra, ha parlato Zaia, ha parlato Salvini ed ora sta parlando il leader di Forza Italia, il ministro Tajani. Sentiamo alcune parole, sentiamo che cosa sta dicendo in questo momento. Grandi ambasciatori del nostro Paese. Allora, una grande politica per l'export, noi abbiamo un grande piano del governo per raggiungere l'obiettivo 700 miliardi di esportazioni. Questo riguarda direttamente il Veneto che intraprende con le sue migliaia, decine di migliaia di piccole, medie e grandi imprese. Abbiamo fatto anche la riforma del Ministero degli Esteri per dire dovremo trasformarci in un Ministero economico per favorire la crescita attraverso le esportazioni. E ogni ambasciata d'Italia si dovrà trasformare, e lo stiamo già facendo, in una grande piattaforma per sostenere ovunque nel mondo tutte le nostre imprese. Anche il più piccolo imprenditore veneto che andrà in giro per il mondo non dovrà mai sentirsi solo, perché ci sarà l'ambasciata italiana che dirà: il governo c'è, ti sostiene, ti appoggia, ti aiuta ad esportare, ti aiuta ad investire in quella parte del mondo. Non è da sottovalutare la politica industriale. Non è da sottovalutare il sostegno alle imprese. Le imprese, anche quelle piccole, certo ci sono le grandi imprese che rappresentano molto, ma ci sono piccole imprese che però rappresentano 4 milioni in Italia di piccole e medie imprese che rappresentano la colonna vertebrale della nostra economia. Dunque avete sentito una piccola parte dell'intervento del ministro Tajani. Fra pochi minuti dovrebbe esserci anche la Premier Meloni, poi noi ovviamente che la stiamo seguendo in diretta sentiremo le parole della Premier. Noi intanto andiamo avanti e parliamo del nostro sondaggio, quello di questa sera, che parla di autonomia del Veneto. Oggi la firma della preintesa su 4 materie a Venezia: sanità, protezione civile, previdenza, complementare e professioni. Il centrosinistra va all'attacco e parla di una forzatura gravissima alla vigilia del voto. La coincidenza elettorale fa esplodere la polemica, resta la battaglia di tutte le battaglie tra passi in avanti, lunghi periodi di stop e promesse. Vi chiediamo a 8 anni da questo referendum, autonomia del Veneto, ci credete ancora? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde, se invece volete rispondere di no in rosso. 0422 1626 690 l'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata Ring. Ed ora la cronaca, la Marca in balia dei ladri, col calare dell'oscurità ancora furti messi a segno, questa volta tra Roncade e Silea, misero il bottino ma case devastate dai malviventi. Non hanno preso niente perché effettivamente non c'era nulla da prendere, però hanno fatto il disastro. Ancora furti, ancora case devastate dai ladri tra Franceniga, Silea e San Cipriano di Roncade, un'altra serata da incubo con diverse case razziate tra le 18 e le 20. Luigina Miotto, titolare dell'edicola in centro a Roncade, rientrando a casa ha trovato il disastro. Praticamente loro hanno fatto il giro dal giardino e hanno forzato, vede, qui,
se vedete, vede, quello. Hanno rotto il balcone, hanno passato ogni singola stanza e sopra aperto tutti i cassetti, i bagni, qua hanno tirato fuori tutta la biancheria che c'è qua sotto, hanno pestata completamente, le stanze dei ragazzi erano devastate e vedi, i cani li avevano chiusi in cucina come ho fatto io adesso e non avevano trovato niente. Qui c'era fango ovunque, ieri sera abbiamo pulito la bene meglio perché insomma, e oggi stiamo disinfettando tutto perché almeno quello che riusciamo a fare. Adesso sto facendo lavatrici perché appunto hanno tolto tutto dai cassetti, erano pestate. Stesso orario, stessa devastazione a pochi chilometri di distanza in via San Pio X a San Cipriano di Roncade. Qui i ladri sono entrati nella casa vuota di un'anziana morta mesi fa. A scoprire il furto la figlia. Una casa disabitata che la mamma è mancata da qualche mese e non ce l'aspettavamo. Quindi è stato doppiamente difficile perché non è passato tanto tempo, perché vedere tutte le sue cose rovistate non è stato semplice. Noi siamo arrivati, c'erano carabinieri, hanno fatto i rilievi, quello che c'era da fare, però porco cane, è difficile. Non avendo trovato nulla da rubare, i ladri hanno scavalcato la recinzione e sono entrati nell'abitazione dei vicini. Il video delle telecamere di sorveglianza documenta la sfrontatezza dei malviventi. Uno arriva, quando il cane di casa si avvicina lo colpisce al muso, probabilmente con un cacciavite, poi scassina la porta. L'allarme scatta e l'uomo, come se niente fosse, chiama i complici. In tutto sono in 4. I proprietari, avvisati dall'alert dell'allarme sul cellulare, rientrano in appena 3 minuti. 3 minuti sufficienti ai 4 banditi per devastare un'altra abitazione. E nelle comunità bersagliate dai ladri crescono rabbia e paura. Intanto dal presidente dell'associazione Furti in Corso una proposta ai primi cittadini. Tanta rabbia, paura, perché con 4 nipoti a casa la paura c'è. Tra Roncade e Silea la paura si mescola alla rabbia dopo l'ennesima serata in balia dei ladri. Inutile che i politici dicano che non c'è l'emergenza sicurezza. Forse lo diranno loro perché sono scortati e avranno a casa chi farà da piantone 24 ore su 24 per tutelare la loro proprietà, la loro incolumità. Ma la nostra chi la protegge? Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, è di Roncade e ieri sera ha vissuto in diretta sulla pagina Facebook dell'associazione il raid dei ladri che si spostavano da una parte all'altra del territorio e non trovando praticamente nulla da rubare devastavano le case. Magari non trovando granché si sono sfogati tirando su di cassetti e tutto, e là è iniziato a scrivermi come sempre tutti quanti: Cristian, cosa stiamo facendo? Nonostante ci dicano che i furti sono in calo, perché poi purtroppo anche lì poi io ieri sera ero anche arrabbiato, però in realtà poi in calo forse su carta, ma non so neanche su che carta. Alla fine ci troviamo come ogni sera a gestire tot furti e gente disperata. Demma lancia una proposta al sindaco di Roncade ma anche agli altri primi cittadini. Io ieri sera subito ho cominciato a scrivere una PEC al comune e al sindaco, con cui c'è anche un buonissimo rapporto, di provare, visto che tanti comuni nella zona hanno il servizio WhatsApp per avvisare delle manifestazioni e di tutto, utilizzare un servizio che già funziona e già rodato per avvisare dei tentati furti, tentate effrazioni o furti veri e propri. Dall'associazione anche la richiesta di un incremento di controlli e organici delle forze dell'ordine. È la terza settimana che San Cipriano è martoriata dai furti, quindi ormai noi nella zona siamo barricati dentro casa, tanto che non riusciamo neanche a dar segnalazioni tra di noi perché siamo talmente chiusi che non riusciamo a vedere se c'è neanche una macchina strana che sta girando, e purtroppo le forze di polizia, per quanto ci fanno di tutto, ma sono troppo poche. Truppe della vita in diretta aggredita dallo stesso stalker che aveva picchiato Don Antonio Ziliotto, parroco di Ponte di Piave, minacciato con un petardo davanti casa il sindaco Paola Roma. Lei cosa vuole? Cosa vuole lei? Lei cosa vuole? Prendi. Lei cosa vuole? Le mani addosso le persone. Chi è lei?
Attimi di altissima tensione l'altra sera a Ponte di Piave, dove una troupe della vita in diretta è stata aggredita dallo stalker che da mesi sta seminando il panico a Ponte di Piave. La stessa persona che aveva colpito con botte e pugni Don Antonio Ziliotto, colpevole, secondo l'aggressore, di non aver risolto i suoi problemi. Non solo, ma la sera stessa era andato davanti a casa del sindaco Paolo Aroma accendendo un petardo proprio mentre stava rientrando. Una situazione difficile finita al centro delle cronache nazionali, così quando la giornalista, che si era posizionata nei pressi della cronaca, si è avvicinata all'uomo, lui ha iniziato ad urlare, minacciandola e insultandola. Caterina Varvello. Chi è lei? Caterina Varvello, buongiorno. Ma vergognarmi di cosa? Solo l'intervento immediato dei carabinieri ha scongiurato il peggio. L'uomo è stato fermato e portato in caserma. Per lui è scattata la denuncia per atti persecutori nei confronti del parroco. La giornalista per ora non ha presentato querela. Visto lo stato di agitazione, i militari dell'Arma hanno chiamato il 118 e l'uomo volontariamente si è recato in ospedale. Un bus con a bordo diversi studenti di rientro da alcuni istituti scolastici del Veneziano e Trevigiano è finito nel fossato laterale dopo un violento impatto con una vettura a Sesto al Rega. Nel mezzo, con a bordo 20 studenti, è rimasto in bilico appena oltre la carreggiata. L'autista ha riportato leggere ferite ed è stato portato in ambulanza al pronto soccorso. La donna alla guida dell'auto è stata stabilizzata dal personale dell'automedica e poi è ritrasportata in ospedale. Le sue condizioni appaiono gravi, così come uno studente che è ritrasportato all'ospedale per essere medicato. Condannata per l'omicidio del Sile Rossana Bertelli, oggi 52enne torna davanti ai giudici con l'accusa di furto e circonvenzione di incapace. Si sarebbe fatta consegnare da un 58enne affetto da una patologia psichiatrica 1.200 euro e gli avrebbe rubato una somma di 435 euro. Accusata di circonvenzione di incapace e furto, Rosanna Bertelli, oggi 52enne, condannata nel 2002 per l'assassinio di Luca Tonello, un 29enne con cui la donna aveva avuto una relazione sentimentale e che fu trovato morto la mattina del 31 ottobre del 2000 lungo l'argine del fiume Sila, al Lughignano di Casale. La donna, considerata la mandante, fu condannata assieme al complice che lo uccise colpendolo in testa e alla schiena. Movente del delitto, una questione di soldi, volevano rapinare la vittima. Ora la donna è tornata nuovamente in aula. Secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto ospitalità all'uomo particolarmente vulnerabile residente a Preganziol. Qui, oltre a convincerla a prestargli soldi, in un secondo tempo lo avrebbe anche derubato. I fatti sono avvenuti tra il 2020 e il dicembre 2021. A chiamare la polizia il fratello del 58enne che avrebbe trovato la donna nell'appartamento dell'uomo e avrebbe scoperto tutto. La prossima udienza del processo in corso, in cui sarà letta anche la sentenza, si terrà il 29 gennaio. Ed ancora cronaca, 4 denunce per spaccio di stupefacenti, porto abusivo di armi e violazione della sorveglianza speciale. Sono le ultime operazioni portate a termine dalla questura nelle ultime settimane. In via Feltrina un italiano 38enne ed un rumeno 32enne sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish ed una lima con una punta quadrata di 23 cm in via Redaelli. Un cittadino del Burkina Faso è stato invece trovato in possesso di 30 grammi di hashish già divisi in dosi. E infine nei pressi della stazione un 60enne italiano già sorvegliato speciale con divieto di soggiorno a Treviso fino a dicembre è stato fermato ed invitato a lasciare immediatamente la città. Ed ora parliamo di autonomia. A Palazzo Balbi in mattinata la firma con il ministro per le autonomie Roberto Calderoli del preintesi in materia di sanità, protezione civile, professioni e previdenza integrativa. L'accordo c'è, la firma pure. A Palazzo Balbi il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il presidente della regione Veneto Zaia hanno siglato la preintesa sull'autonomia relativa a 4 materie: protezione civile, professioni, previdenza integrativa e sanità. Il mio obiettivo entro la fine della legislatura aver visto approvate le intese su queste 4 materie e definito
i LEP sia nelle materie del federalismo simmetrico sia in tutte le altre. È una firma storica, visto e considerato che non c'è solo una questione di competenze per le 4 materie, ma anche la volontà di dire che si inizia con un modello che poi potrà essere replicato in futuro per arrivare alle 23 materie. L'accordo prevede la possibilità per la Regione di decidere in autonomia di stanziare i finanziamenti, cambiamenti prevalenti per protezione civile e sanità. Riguardo alla protezione civile, la prima cosa che abbiamo fatto è metterci le risorse nel fondo delle emergenze regionali. Le regioni avranno le risorse per affrontare anche in proprio quelle emergenze che abbiano carattere regionale. Ciò disciplina anche la possibilità che sia il Presidente stesso a emanare le ordinanze, diminuendo dunque i tempi di intervento in caso di catastrofi o calamità. In materia sanitaria la possibilità di avere una maggiore possibilità di manovrabilità rispetto all'utilizzo di quelle risorse che oggi hanno dei vincoli e dei limiti in ogni ambito e settore sanitario. C'è concretamente la possibilità di liberare 300 milioni di euro dal bilancio regionale, risorse che oggi non sono nella nostra disponibilità per investire nella sanità e nel sociale. Se di accordo storico parla il Presidente Zaia, il candidato Presidente alla Regione per il centrosinistra Giovanni Manildo lo definisce un marketing politico. L'unica eccellenza di Zaia, punzecchia, proclami, rinvii e l'ennesimo bluff di fine campagna. Manildo fa così eco a Occhiuto, Presidente della Regione Campania, che aveva parlato di mero accordo politico, ma rincarando la dose. In questi anni i veneti, dice Manildo, hanno creduto nella possibilità di un'autonomia vera, ma le promesse sono rimaste tali. Questo è un accordo che poi si concretizza da una firma politica a un fatto amministrativo che ha valenza giuridica con l'approvazione poi finale in Parlamento. Siamo finiti in Corte Costituzionale, abbiamo battagliato un anno per poter fare il referendum, abbiamo celebrato il referendum, abbiamo avuto più di qualche governo che ha fatto finta di ascoltarci e adesso arriva questo governo, ci porta le 4 materie e non capisco per quale motivo dovremmo lamentarci. E come vi dicevo, ecco, dovrebbe iniziare a parlare fra poco al Palageox di Padova la Premier Giorgia Meloni. C'è il vertice dei big del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale, tutti in attesa, stiamo vedendo le immagini in attesa proprio dell'entrata di Giorgia Meloni, che dovrebbe iniziare a parlare proprio fra qualche istante. Prima aveva parlato il ministro Tajani, poi aveva parlato anche ovviamente il candidato Stefani, ha parlato il presidente Zaia, il ministro Matteo Salvini. Ora vediamo, dovrebbe arrivare, eccola qui, la stanno presentando. Per questo straordinario entusiasmo, per questa bella accoglienza, per questa sala stracolma che ci aiutano a raccogliere l'energia, che ci aiutano a raccogliere l'energia necessaria a governare questa nazione come merita di essere governata, e con i quali dimostrate di voler ancora continuare a camminare insieme a noi per portare questa bella, operosa terra ancora più in alto nei prossimi anni. Io vedo qui la fierezza per la vostra identità, vedo l'entusiasmo per accompagnare questo cammino, vedo la determinazione di continuare a difendere le nostre idee. Allora, grazie per condividere con noi anche questa battaglia. Grazie per accompagnare in questa corsa Alberto Stefani, i candidati che si sono messi in gioco. Grazie per voler garantire al Veneto altri anni di buon governo, di risposte efficaci, di lavoro in questo passaggio di testimone da Luca Zaia ad Alberto Stefani.
Come sempre il nostro obiettivo è governare nel migliore dei modi, è quello che stiamo facendo, è quello che cerchiamo di fare al Governo della Nazione. Devo per questo salutare e ringraziare chi mi ha preceduto su questo palco, devo ringraziare Matteo Salvini, devo ringraziare Antonio Tajani, devo ringraziare Maurizio Lupi, devo ringraziare Antonio De Poli, devo ringraziare i partiti di riferimento anche in questa regione. Consentitemi un ringraziamento particolare a Fratelli d'Italia, perché voglio dirlo con il cuore, voglio dirlo qui, vale per tutta Italia, ma voglio dirlo particolarmente qui. Se io non avessi alle spalle il partito coeso e generoso che ho l'onore di guidare, io non potrei fare il mio lavoro come lo faccio. Quindi grazie ai militanti e ai dirigenti e ai simpatizzanti di Fratelli d'Italia. Ma insomma siamo qui su questo palco ancora una volta insieme come da 30 anni a questa parte, perché quella che voi vedete qui non è, diciamo così, un'alleanza di comodo tenuta insieme dalla colla scadente dell'interesse, non è un cartello elettorale, se vogliamo non è neanche semplicemente una squadra coesa. Quella che voi vedete su questo palco è una comunità umana, politica, di idee, di valori, di destino. È fatta di gente che è fiera di stare su questo palco, di lavorare spalla a spalla per dare risposte ai propri cittadini. E io penso che questo faccia la differenza e penso che questo sia quello che ci consente di fare il nostro lavoro come lo facciamo e quello che ci ha consentito di fare la cosa che forse ci è riuscita meglio in questi 3 anni, che è stato stravolgere tutti i pronostici dei nostri avversari. Io ricordo quando dicevano che Fratelli d'Italia non avrebbe raggiunto il 5% dei consensi. Nell'ultimo sondaggio era stimata al 31,4% dei consensi, il dato più alto di sempre dopo 3 anni di governo, una cosa che non accade da quando esistono i sondaggi. Ricordo quando dicevano che non saremmo potuti arrivare al governo della nazione e quando ci siamo arrivati ricordo che dicevano che non saremmo durati più di 6 mesi. Siamo arrivati al governo della nazione, siamo diventati il 3° governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, 3° governo su 68 nella storia della Repubblica Italiana. Ricordo quando dicevano che se il centrodestra avesse governato questa nazione, l'Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale. E invece la realtà che abbiamo di fronte è che oggi viviamo in una nazione con la quale tutti vogliono stringere accordi, cosa che ci ha permesso negli ultimi 3 anni di attrarre circa 80 miliardi di euro di investimenti esteri in Italia. Dicevano che se noi avessimo governato la nazione l'Italia sarebbe stata la pecora nera d'Europa. Una settimana fa il Financial Times titolava "L'Europa deve prendere esempio dall'Italia". Dunque avete sentito l'intervento, le parole della Premier Meloni. Noi ora andiamo però avanti con il nostro telegiornale, poi se riusciamo torneremo nuovamente al Palageux. E continuiamo con la politica. Dopo il dottor Risica alla sanità, il candidato del centro-sinistra Manildo indica un altro tecnico per la sua squadra di giunta, questa volta per l'istituzione di un assessorato ad hoc alla montagna.
Ho fatto un calcolo, i 120 milioni della pista da bob potevano essere spesi per garantire la fibra ottica per tutta la montagna veneta e quindi garantire un futuro di tipo diverso e delle opportunità diverse per questo territorio. La scelta del futuro per la montagna dipende dalle scelte di oggi, chiaramente. Un altro tecnico per coprire una delega di giunta specifica, quella alla montagna, ai piccoli centri e alle cinture urbane. Dopo l'indicazione del dottor Mimmo Risica alla sanità, il candidato del centro-sinistra alla presidenza della regione Giovanni Manildo per l'assessorato dedicato ai territori fragili e isolati punta sul professor Mauro Varotto, vicentino d'adozione, docente di geografia all'Università di Padova, autore di libri e promotore di progetti scientifici, coordinatore del gruppo nazionale Terre Alte del Club Alpino Italiano. È una persona che ha una grande competenza, di studi, ma anche una grande competenza di vissuto per cercare insieme di cucire questi territori e, ripartendo dalla loro vera identità, creare sviluppo. Territori dimenticati che Manildo vuole mettere tra le priorità del futuro governo veneto. La prospettiva per il futuro, ce lo dicono tutte le ricerche scientifiche, è quella di un ripopolamento della montagna anche legata ai cambiamenti climatici. Dobbiamo orientare questa prospettiva con una garanzia di servizi, una garanzia di connessione. La montagna non è un territorio necessariamente meno fortunato degli altri, è un territorio che ha delle opportunità diverse e la differenza la fa veramente l'organizzazione politica e la capacità di orientare le regole economiche in funzione proprio dei servizi e delle attività che in montagna possono avere un grande valore. Con questo ho finito i tecnici esterni, poi abbiamo sicuramente altre persone validissime, soprattutto donne della nostra coalizione, che faranno parte della squadra. Ho già in mente l'architrave, ho già in mente qualche idea. Sarà sicuramente una squadra attenta e pronta per le sfide del nostro Veneto. Nella sede di Confartigianato Treviso i candidati alla presidenza della regione si sono confrontati sulle richieste delle piccole e medie imprese desiderose di essere ascoltate. Dobbiamo ritrovare il modo di far ripartire questo tessuto economico che poi alla fine è anche sociale. Lo chiede in modo netto il presidente di Confartigianato Treviso, Armando Sartori, ai candidati alla regione che si sono confrontati nella sede cittadina, assente il solo Alberto Stefani. Il tessuto della piccola e media impresa va aiutato a crescere in modo digitale, infrastrutturale e tecnico, molti i temi a cui rispondere, dal personale alle risorse. Mantenere la competitività del prodotto con infrastrutture viarie, infrastrutture tecnologiche, maggiore attenzione al mondo del lavoro e dell'impresa. Oggi non c'è la politica che naviga da sola e non può navigare a vista, deve avere come propria partnership proprio il mondo del lavoro, il mondo del Confartigianato e tutte le categorie produttive di questo territorio. Gli artigiani hanno una consapevolezza del loro ruolo e delle prospettive. Sono stati purtroppo abbandonati negli ultimi anni e penso che debba essere valorizzata la loro capacità di creare un'economia forte che crea futuro, maggiori relazioni con la formazione professionale, maggiore possibilità di avere ragazzi che imparano l'arte e gli aiutano nel passaggio generazionale. Un settore fondante nell'economia e nell'evoluzione del Veneto che però è stato dimenticato e sacrificato per evoluzioni di modernizzazione e di grandi impatti economici che vengono anche da fuori del paese. Ora bisogna ritornare a metterle al centro, non come interesse tra virgolette politico elettorale, ma come elemento di protagonista per disegnare le strategie del Veneto che vogliamo. Qua abbiamo davanti due porte. Una è quella della massimizzazione del profitto per grandi gruppi multinazionali e l'altra invece di esaltare le caratteristiche del lavoro italiano, del lavoro veneto, che in questa regione diventano l'asse portante dell'economia italiana, che purtroppo è in declino. Dal lavoro all'imprenditoria femminile, dai corpi intermedi alle scuole di specializzazione, ogni tema è stato lanciato e il sentiment del presidente resta ottimista. Se devo dare un giudizio da quello che ho sentito anche stamattina, direi che è un giudizio assolutamente buono. A chi avrà questa responsabilità chiediamo più attenzione alle imprese, che tradotto vuol dire benefici per il Veneto. Noi siamo quel territorio, lo dico fino allo sfinimento, noi siamo quel territorio che ha costruito ricchezza attraverso la partecipazione e il lavoro delle piccole imprese.
Ed ora torniamo subito al Pala Geox per sentire le parole di Giorgia Meloni. Mettere al mondo un bambino, questa è la parità e siamo stati noi a investire miliardi su questo obiettivo. E potrei fare molti altri esempi. Chiaramente non sto dicendo che va tutto bene, perché poi dicono la Meloni dipinge un'Italia perfetta. Non sto assolutamente dicendo che va tutto bene, sto dicendo semplicemente che quando si governa con buonsenso, con dedizione, guardando agli interessi dei cittadini, non a quelli propri o a quelli dei propri amici, le cose possono andare meglio e lo abbiamo dimostrato. In questi 3 anni noi abbiamo rimesso al centro gli italiani e i loro bisogni, abbiamo costruito una visione, una strategia, l'abbiamo perseguita anno per anno, mattone dopo mattone, l'abbiamo portata avanti con serietà, come dimostra anche l'ultima legge di bilancio che abbiamo approvato, una manovra con la quale continuiamo a investire sulle priorità che ci siamo dati dall'inizio di questo governo, la famiglia e la natalità, l'aumento dei salari, il rafforzamento del potere d'acquisto, il taglio delle tasse, il sostegno alle imprese che assumono e che investono e più risorse per la sanità. Abbiamo investito 18,7 miliardi di euro su queste priorità e abbiamo coperto... Ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente in onda. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora un caso che aveva fatto discutere. Il Tribunale amministrativo del Veneto ha sospeso l'ordine di demolizione della tettoia installata da Silvia Bigolin, architetto in carrozzina. Ne verremo fuori? Io penso proprio di sì. Il TAR in questa prima battuta ha riconosciuto le ragioni della signora Bigolin, disponendo la sospensione del provvedimento demolitorio che le aveva erogato il Comune di Treviso. Il TAR del Veneto ha dato una prima importante vittoria a Silvia Bigolin, architetto trevigiana costretta in carrozzina da una grave malattia. Il Tribunale amministrativo ha infatti accolto la richiesta di sospensione presentata dalla donna, bloccando temporaneamente l'ordine di demolizione della tettoia installata nel giardino della sua abitazione. Una decisione assunta, chiarisce il collegio, in ragione della complessità della materia e della necessità di tutelare le ragioni cautelari della ricorrente. La discussione del merito è stata rinviata a maggio. La vicenda affonda le sue radici nel condominio di Via Capuzzo, dove Silvia ha apportato alcune modifiche al piano terra del suo appartamento per garantirsi autonomia e accessibilità. Tra queste una tettoia smontabile realizzata da professionisti, pensata per agevolare gli spostamenti quotidiani. Un manufatto che tuttavia è finito al centro di una segnalazione alla Polizia Municipale. Da quel momento il Comune ha contestato l'opera come abuso edilizio, ordinandone la demolizione immediata. Eppure Bigolin si era detta fin dall'inizio disponibile a regolarizzare ogni dettaglio, tettoia compresa, richiamando anche la normativa che tutela gli interventi volti a eliminare le barriere architettoniche. Normativa che, secondo l'amministrazione, non sarebbe applicabile perché il condominio è stato costruito dopo il 2007, anno di entrata in vigore della legge. Noi abbiamo anche sollevato questione di legittimità costituzionale perché la norma sui disabili consentirebbe ampliamenti sino a una determinata data, il che crea una disparità di trattamento che a chi si è mosso prima e a chi si è mosso dopo, cosa che non è consentita dalla nostra Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione. E in vista dell'udienza di maggio per Silvia Bigolin, la sospensiva non è solo un atto tecnico, ma un riconoscimento del suo diritto a vivere la disabilità senza ulteriori ostacoli. Al di là del fatto che spero che Natale, la vicinanza di Natale aiuti a portare a una interpretazione più favorevole per un disabile, e mi auguro che il Comune non si comporti da forte con i deboli e debole con i forti. Il sindaco Mario Conte si rivolge ai legali di Fida RFI dopo l'ennesimo allagamento del sottopasso pedonale e oggi pomeriggio ha incontrato proprio i dirigenti delle ferrovie. Ho già avvisato RFI che proprio questa mattina è partita la diffida la richiesta danni. Dopo l'ennesimo allagamento nel sottopasso della stazione, il sindaco torna ad alzare la voce, stavolta anche tramite i suoi legali, diffidando Rete Ferroviaria Italiana, RFI, responsabile del cantiere, e procedendo anche con una richiesta per danni. Una situazione paradossale, quella del cantiere della stazione, ormai avviato da oltre 2 anni e in teoria vicino alla conclusione. Detterò i tempi per la fine lavori
e soprattutto pretenderò che non ci sia più alcun minimo di servizio in quella stazione. Non siamo abituati a lavorare così, siamo abituati a essere seri e responsabili, e quindi lo pretendo dalle ditte che sono state incaricate da RFI. Quello che è successo ieri è inaccettabile, siamo a poco più di un mese dalla fine dei lavori e trovarci ancora una volta col sottopasso allagato sinceramente è una presa in giro che io non voglio in alcun modo lasciar passare liscia. Amareggiato e deluso, il sindaco non ha nascosto i suoi sentimenti alla stampa. Non vi nascondo che sono arrabbiato, deluso e infastidito dall'ennesimo disservizio che si è manifestato. Abbiamo già mandato una diffida e ho dato anche mandato ai legali di valutare la richiesta danni, perché credo che poi ci sia un limite sia ai ritardi sia ai disservizi che si manifestano attraverso queste situazioni che sono ingiustificabili. Quindi io sto dalla parte di quei cittadini che ovviamente se la prendono con il sindaco, però il primo a essere arrabbiato sono io. Ed ora parliamo del Natale. Treviso si prepara a vivere un Natale ricco di eventi, spettacoli ed iniziative per residenti e turisti con il ritorno del tradizionale Natale incantato. Buon Natale! Natale si avvicina a Treviso, il centro storico e i quartieri saranno illuminati da installazioni suggestive, tra cui le ormai iconiche luminarie sull'acqua e la via luminosa in zona stazione, ma non solo, le iniziative per grandi e piccini saranno numerose. 139 eventi disseminati per la città. Le novità quali sono? Sicuramente l'inserimento di un concerto, un coro della ULS 2 e poi l'inserimento delle attività di nusica.org per quanto riguarda l'animazione anche quest'anno dei Giardini Sant'Andrea. Ma poi le novità sono un po' diffuse, penso al concerto di Musicantus nella chiesa di San Nicolò con Fabio Sartori, ma direi veramente ci sono delle iniziative molto interessanti per tutte le età, gli incontri in Brat per i bambini, gli incontri con le famiglie a cura degli alcuni e le visite guidate ai musei. Quest'anno il Comune di Treviso ha deciso inoltre di assumersi interamente i costi delle luminarie natalizie, risparmiando così i negozianti da una spesa storica che fino allo scorso anno gravava in gran parte su di loro. Non solo luminarie, come ulteriore aiuto il Comune ha anche deciso di offrire la sosta gratuita in tutti i parcheggi di Treviso nei pomeriggi di giovedì 11 e 18 dicembre dalle 15:30 alle 18:30 per incentivare lo shopping natalizio. Un terzo pomeriggio di parcheggi gratuiti sarà aggiunto a gennaio durante il primo giovedì dei saldi, un gesto pensato per favorire gli acquisti nei negozi di Treviso, contrastando la concorrenza delle grandi piattaforme online. Anche i quartieri della città saranno coinvolti nelle festività. Noi abbiamo pensato ai i quartieri con 18 alberi nelle 18 parrocchie di quartieri di Treviso, è un gesto di grande comunità, ma si accendono le luci e c'è anche un invito a venire a Treviso. Con questa iniziativa il Natale a Treviso si preannuncia come un'occasione per riscoprire il commercio locale e l'atmosfera unica delle botteghe storiche, sostenute da una collaborazione concreta tra amministrazione e attività economiche. Un segno tangibile di come anche in tempi difficili Treviso sappia investire nel commercio di vicinato. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluna Provincia. La cronaca in primo piano, la Procura di Belluno ha aperto un'indagine sulla morte di una bambina di 2 anni di Borgo Valbelluna deceduta sabato mattina dopo alcuni giorni di febbre alta. I genitori hanno presentato un esposto chiedendo accertamenti sulle cure ricevute a partire dall'accettazione al pronto soccorso pediatrico di Feltre. Amel di Borgo Valbelluna, una famiglia e una comunità intera sotto shock e increduli per la morte di una piccola di soli 2 anni. I particolari della segnalazione presentata dai genitori alla Procura di Belluno fanno emergere quanto accaduto negli ultimi giorni con la richiesta di accertamenti, il sequestro della documentazione sanitaria e l'autopsia. I primi segnali del malessere che poi ha portato al decesso della bambina risalirebbero a mercoledì scorso. La piccola si trovava alla scuola dell'infanzia quando compare una febbre alta intorno ai 39 gradi. Riportata a casa, la madre le somministra paracetamolo e dopo il riposo la piccola sembra riprendersi. Il giorno successivo, fino al primo pomeriggio, la situazione appare stabile. Subito dopo il riposino, però, la bambina lamenta dolore agli occhi e alla fronte.
Poiché i farmaci non sembrano fare effetto, la famiglia contatta la pediatra che suggerisce di aumentare il dosaggio del paracetamolo. La febbre non passa, il termometro segna ancora 39 gradi. Venerdì mattina la pediatra, dopo una visita di controllo, riferisce di una possibile infezione di tipo virale con un lieve arrossamento della gola. La bimba pare molto affaticata. Durante la notte le sue condizioni di salute peggiorano. Sono le 2:30 quando la piccola fatica a respirare e presenta un evidente strabismo che preoccupa i genitori. Il viaggio di notte fino all'ospedale di Feltre e l'accettazione al pronto soccorso, dove alla piccina viene assegnato un codice bianco, e le prime cure a base di aerosol e antibiotico. Poco più di un'ora dopo la bambina viene dimessa, ma una volta a casa, al mattino, la ricomparsa nuovamente di affanno, debolezza e strabismo allarmano i genitori che chiamano i soccorsi, vani e inutili. La piccola muore intorno alle 9 prima dell'arrivo dell'ambulanza. Uno strazio indicibile per la giovane coppia che da poco aveva festeggiato l'arrivo del secondogenito. Una morte assurda che solo l'autopsia potrà chiarire. La procura di Belluno ha aperto un fascicolo, per ora senza indagati. Pizzicato con oltre mezzo chilo di marijuana in auto, sigillati in un involucro sottovuoto e nascosti nel vano del motore, guai per un 33enne dipendente di una casa di riposo in Cadore, fermato durante un posto di controllo disposto dalla Compagnia dei Carabinieri di Cortina ed eseguito dai militari della stazione di Pieve di Cadore e di San Vito. Subito il 33enne, originario della provincia di Oristano, si è mostrato nervoso e sfuggente, atteggiamento impossibile da non notare. I militari perciò hanno deciso di approfondire il controllo. Successivamente, durante la perquisizione domiciliare nell'appartamento occupato dal 33enne a Cortina, i carabinieri hanno trovato e sequestrato modeste quantità di hashish ed eroina, oltre a un bilancino di precisione. L'uomo è stato arrestato in flagranza di spaccio di droga e portato nel carcere di Belluno, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. E questa era la nostra ultima notizia, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Buona serata.